diretta verso sud, tra i campi di zucche, pavoni sui fienili e vacche in pastura, salutando camionisti, trebbiatori e alpinisti, diretti alle pietraie secche del loro nai. Poi piegherò a sinistra verso oriente, con una piccola tristezza stropicciata in tasca, il coltello e 2 foglie di menta, per andare a vedere i cammelli e il fuoco di legno di rosmarino. Il cavallo al pelo dritto e briglie molli sul collo, i ferri fan scintille sulle pietre d'Oriente. Sarà un cammino lento oltre ogni orizzonte, dal deserto fino al mare senza alisei, tra donne dai seni dorati, su strade guardate da pastori armati e da vecchi fortini abbandonati, per andare a vedere i cammelli e il fuoco di legno di rosmarino. Poi tornerò di nuovo tra i campi di zucche, pavoni sui fienili e vacche in pastura, una stanza per le mele e la legna in cortile, la stufa per l'inverno, damigiane in cantina. Mi metterò il cappello di traverso, avrò un bel cavatappi di ottoni, conigli e delle belle galline, e vecchia e beata del fuoco di legno d'Oriente, mi importerà più niente. E vecchia e beata del fuoco di legno d'Oriente, mi importerà più niente.